Gli incassi dell'industria del gioco fanno registrare numeri impressionanti anche nel Veneto. Secondo l'Agenzia Nazionale delle Dogane e dei Monopoli, nel 2017 nella nostra regione sono stati spesi in giochi e scommesse oltre 6 miliardi di euro. La parte del leone la fanno le slot machine, che si sono inghiottite 4,7 miliardi di euro. Numeri giganteschi che diventano cartina al tornasole del preoccupante fenomeno della ludopatia. I giocatori cosiddetti problematici in Veneto risultano essere 32.500. I potenziali malati di gioco patologici sono stimati tra i 3.200 e i 3.700. Una vera e propria piaga sociale che ha spinto la politica a correre ai ripari con leggi e ordinanze che impongono limiti sia sulle aperture, ad esempio con le distanze minime dai luoghi sensibili, che sugli orari di funzionamento delle cosiddette macchinette. Qualche amministrazione ha pensato anche di penalizzare con imposte più pesanti i locali che scelgono di tenere le slot al loro interno. Ma il percorso da fare è ancora lungo. La politica non può e non deve abbassare la guardia.